cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati a questo appuntamento del nostro audio giornale del Friuli Venezia Giulia, curato come sempre dal portale web www.friulitv.net. Andiamo a vedere cosa è successo. I casi accertati positivi al Covid-19 sono 3.072, con un incremento di 13 persone rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.552, mentre i clinicamente guariti sono 136. Si registrano 2 decessi rispetto a ieri, che portano a 297 il numero complessivo di morti della pandemia in Friuli Venezia Giulia. L'ho comunicato come sempre dalla sede operativa della Protezione Civile di Palmanova il vice governatore con delega alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito con 159 casi, Udine 73, Pordenone 61, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.281 infettati, Udine 957, Pordenone 645, Gorizia 189. 6 pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, 131 invece le persone ricoverate in altri reparti, 950 quelle in isolamento domiciliare. Per quanto concerne l'attività motoria, permane il vincolo delle distanze di sicurezza e il divieto di utilizzare gli spogliatoi, ma decade l'obbligo di non uscire dal proprio comune di residenza e di utilizzare le mascherine o una protezione per naso e bocca nei luoghi isolati. Via libera inoltre agli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti e non, anche con l'istruttore, senza distinzione tra discipline individuali e di squadra. Sono alcune delle novità che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha introdotto nell'ordinanza numero 12, che a partire dalla mezzanotte del 4 maggio fino al 18 maggio integrerà le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmate il 26 aprile scorso. E di 5 persone ferite, 4 in ospedale per un principio di intossicazione e una leggermente ustionata, il bilancio di un incendio divampato nel pomeriggio di ieri a Palazzolo dello Stella, in un locale annesso a una villetta adibito a deposito di vario materiale. Accortosi di quanto stava accadendo, il proprietario dell'immobile, un uomo di 56 anni, ha tentato di spegnere le fiamme rimanendo leggermente ustionato. In suo aiuto sono accorsi i vicini di casa, i quali però rimasti intossicati dal fumo. Sul posto sono giunti celermente i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, insieme ai colleghi di Codroipo, con 4 mezzi e 12 uomini, che sono infine riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza il locale. Il rogo ha provocato danni ingenti all'immobile. Prosegue la sospensione di ogni attività nell'Udinese Calcio. Lo fa sapere il club friulano in una nota pubblicata sul proprio sito. In relazione alle nuove disposizioni governative e all'ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, autorizzanti lo svolgimento, previo rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e del distanziamento sociale, di allenamenti individuali anche per gli atleti di discipline sportive collettive. Il club ha comunicato che, in doverosa attesa della definizione dei protocolli sanitari da parte delle autorità competenti, permane la sospensione di tutte le attività presso il centro sportivo Dino Bruseschi, che, pertanto, continuerà a rimanere chiuso fino a nuova comunicazione. Allora, noi qua ci troviamo alla PAM Express di via Cesare Battisti. Questa qua è la spesa che abbiamo raccolto in una giornata, con la distribuzione anche dei volantini che abbiamo fatto stamattina. Questa qua è tutta la spesa che adesso verrà distribuita alle persone a cui hanno bisogno. Noi ringraziamo tantissimo il direttore della PAM che ci ha permesso di fare questo e ringraziamo tantissimo anche i loro clienti che hanno donato tanto oggi. Andiamo a chiudere la pagina informativa con le previsioni del tempo di lunedì 4 maggio. Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana nuvolosità variabile con bassa possibilità di qualche locale pioggia, venti a regime di brezza. Le temperature in pianura le minime oscilleranno fra i 9 e i 12 gradi,
sulla costa tra gli 11 e i 14 gradi, le massime in pianura tra i 20 e i 23 gradi, sulla costa tra i 17 e i 20 gradi. Vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.